È stato arrestato e processato per direttissima e condannato a 9 mesi, in base ad un provvedimento contenuto nel decreto sicurezza bis. Nelle immagini lo si vede mentre si avvicina ai poliziotti impegnati nel servizio d'ordine della mostra del cinema al Lido di Venezia. Accendino e bomboletta spray, il giovane, di nazionalità austriaca, produce una fiammata rivolta agli agenti della Polizia di Stato. Forse solo una bravata che però gli valsa l'arresto e la condanna. Il ragazzo è incensurato, la pena è stata sospesa. È l'ultima giornata del festival. Qualche ora prima, all'alba, centinaia di manifestanti ambientalisti avevano occupato lo spazio davanti al Palazzo del Cinema per chiedere un impegno concreto contro i cambiamenti climatici. Un'azione durata dalle 5 del mattino alle 2 del pomeriggio, che aveva vissuto qualche tensione quando gli attivisti avevano forzato il blocco delle forze dell'ordine. 5 agenti erano rimasti lievemente feriti, mentre 20 giovani sono stati individuati come responsabili dei tafferugli. I motivi della protesta, purché pacifica, erano stati peraltro subito sposati sia da Mick Jagger dei Rolling Stones al Lido per la presentazione di un film che dall'ex ministro all'ambiente francese Ségolène Royal a Venezia proprio per lanciare un'agenzia internazionale sullo studio dei cambiamenti climatici che potrebbe sorgere all'Arsenale. Nel pomeriggio invece si è svolta una seconda manifestazione di circa 2000 partecipanti, anche diverse famiglie, che dal Gran Viale sono arrivati ai confini con l'area del festival, dove il confronto col blocco di polizia in assetto antisommossa è stato condito da qualche contestazione e dall'improvvisato lanciafiamme del giovane austriaco che si è concluso con l'arresto e la condanna.